Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle novità del nostro club. Forza Napoli sempre! Hakan Çalhanoğlu continua a vivere una stagione di alti e bassi. Negli ultimi 12 mesi, il turco ha vissuto momenti di grande intensità, dalla quasi separazione dopo il mondiale per club, con le dure critiche di Marotta e del capitano Lautaro, ai gol decisivi e alle prestazioni contro Roma e Como, con alcune giocate cruciali che avrebbero potuto fargli vincere 2 trofei. Come se non bastasse, questa è stata anche una stagione impegnativa dal punto di vista fisico per il centrocampista. L'infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo nella trasferta contro il Torino è il quinto infortunio muscolare stagionale per Çalhanoğlu. Un problema che ha rischiato di tenerlo fuori anche dalla finale di Coppa Italia contro la Lazio del 13 maggio. Secondo Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, però, c'è fiducia in una pronta guarigione. L'ho visto calmo e fiducioso prima della finale di Coppa Italia, ha dichiarato l'ex attaccante alla Gazzetta dello Sport. Il piccolo aereo, soprannome del giocatore, pensa anche alla sua nazionale. Spero che possa tornare ad allenarsi regolarmente presto. Cala è una di quelle stelle che spariscono, un campione che si fa sentire quando non è in campo. I suoi compagni si sentono più sicuri quando è al loro fianco perché possono passargli la palla nei momenti difficili. Anche Cristian Chivu condivide queste speranze e la stima per il giocatore. L'allenatore rumeno ha giocato un ruolo chiave nella stagione di Çalhanoğlu, riportandolo al centro dei successi dell'Inter e, probabilmente, anche del suo futuro. Secondo le ultime indiscrezioni di Viale della Liberazione, il turco sarebbe propenso a rimanere, nonostante il contratto in scadenza nel 2027. Ed è stato proprio Chivu a convincere la dirigenza nerazzurra a trattenere il centrocampista classe 1994. Çalhanoğlu, in segno di gratitudine, intende quindi regalare al rumeno 2 trofei. Prima lo scudetto contro il Parma, dove, però, potrà solo tifare per i compagni, e poi la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Lascia un commento al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!